Incidente questa mattina verso le 8 in pieno centro, a Noventa Padovana. Uno studente tredicenne che stava andando a scuola è stato investito sulle strisce pedonali mentre attraversava con la sua bicicletta. L'automobilista, però, invece che fermarsi e prestare i primi soccorsi, è fuggito. L'uomo, però, è stato riconosciuto grazie alle telecamere di videosorveglianza volute dal comune. Gli uomini dell'Arma l'hanno raggiunto a casa sua. Si tratta di un pensionato ultraottantenne. L'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso. Lo stiamo implementando, stiamo portando la centrale operativa anche verso la stazione dei Carabinieri, dove utilizzeremo comunque all'interno del comune una persona che vigilerà durante il giorno e qualche notte, perché le telecamere servono, però serve comunque un qualcuno che le visualizzi in tempo reale e non poi. Fortunatamente lo studente non è in pericolo di vita. Ricoverato in un primo momento all'ospedale di Padova, è già stato dimesso. Una tragedia sfiorata, vista l'ora di punta, lungo via Marconi. La cosa peggiore è l'omissione di soccorso da parte del conducente dell'auto, dove su questo qua noi non transigiamo. Cioè siamo molto demoralizzati e molto arrabbiati su questa situazione qua. Cioè posso capire il momento di panico eccetera, però di fronte a un incidente che non puoi dire che non ti sei accorto, perché ho visto le immagini, sono impressionanti e per fortuna è andata bene, non puoi non fermarti, soprattutto con un bambino.